Porto un saluto oggi perché all'inaugurazione, come è mia abitudine presenziare, non sono potuta venire per una emergenza familiare, ma allora lo faccio oggi. Sono stata sostituita egregiamente dal segretario accademico, ma mi piace ringraziare la nostra direttrice del corso Nellivan Zammanchini, perché riesce ogni anno magicamente a fare dei corsi con dei contenuti nuovi, sempre accattivanti, è gettonatissima. E, insomma, questa, diciamo, la folla presente oggi lo testimonia, quindi diciamo che è gettonatissima in presenza e online, come si suol dire, e quindi mi corre l'obbligo davvero di ringraziarla e ringraziare anche voi per essere sempre così attenti e partecipi ai nostri corsi. Sono tanti quelli che fa l'Ateneo Veneto, ma sono sempre tutti molto frequentati. Oggi abbiamo l'onore di avere tra noi l'assessore regionale alla sanità, il professor Gino Gerosa, a cui lascio la parola e che ringrazio davvero per averci onorato della sua presenza. Grazie, assessore. Grazie Presidente, sono preso un po' in contropiede, infatti ero con il professor Brusaferro, ho guardato la diapositiva e ho detto ma c'è scritto saluto di Gino Gerosa, che non mi aspettavo, però è un piacere essere qua, innanzitutto per la professoressa Marchini, poi per il professor Brusaferro e poi perché da assessore alla sanità voi sapete che nel Palazzo del Magistrato alla Salute c'era Salus Populi Suprema Lex Esto, neanche Esto, e quindi sono assolutamente curioso di ascoltarli. Buon ascolto a tutte e a tutti e buon lavoro a voi. Grazie a Gino Gerosa che oltre ad essere socio dell'Ateneo Veneto anche aveva partecipato a un mio corso di anni fa. Lui fra l'altro è persona che ha dato molto lustro alla ricerca scientifica a Padova e era venuto a parlare proprio del cuore artificiale, ti ricordi? Ecco, quindi questa sera cominciamo un confronto fra il passato e il presente, grazie anche a Silvio Brusaferro che mi seguirà, e io comincio con la Serenissima e il governo della peste. Perché il governo della peste? Ma cominciamo da un luogo che è noto a tutti, e cioè il bacino di San Marco, la piazza liquida dei veneziani. Nel bacino di San Marco noi abbiamo due testimonianze, il Tempio del Redentore 1576 e la Basilica della Salute 1630, due testimonianze delle due pesti terribili dell'età moderna. Ma un po' curioso questo Senato veneziano, questa Repubblica di Venezia che ricorda due défaillance, sì, perché in realtà queste due pestilenze sono scoppiate proprio per due errori di gestione della sanità pubblica. La prima perché hanno tardato a segnalare lo stato di emergenza e quindi la peste, per cui quando l'hanno segnalato ormai era già diffusa e praticamente esiziale. La seconda è quella del 1630, che è dovuta ancora a una grossa défaillance istituzionale organizzativa, perché arriva il marchese de Strigis da Mantova è alleata di Venezia, vogliono accoglierlo non nel lazzaretto nuovo dove avrebbe dovuto trascorrere la contumacia, perché a Mantova c'era sentore di peste, perché volevano far bella figura. Mandano un falegname ad acconciare San Clemente, che è sempre pure un'isola e quindi garantiva un po' l'isolamento, ma questo falegname, oltre ad acconciare l'isola e accogliere il marchese de Strigis, che
poveretto, aveva anche una brutta siera, però pensavano che fosse stanchezza del viaggio, e invece no, era proprio peste. Il falegname torna in città, la peste scoppia. Guardate, i dati sono impressionanti. Su 46.490 persone il 30% muore. Scusa, su 142.804, per fortuna ci sono le slide, muore un terzo della popolazione. Nella peste precedente, c'era stata una mortalità del 25%, quindi numeri impressionanti. Eppure, dal 1630 la peste non entra più a Venezia. Guardiamo gli altri stati. A Londra arriva nel 1665, mortalità del 20%. Sono sempre fortunati perché sono in un'isola, quindi arriva un po' in ritardo. A Barcellona nel 1651, mortalità del 50%. Napoli, 1656, stesso anno risale a Roma, dove abbiamo addirittura il 60% di mortalità. 1713, Vienna, Praga e Amburgo. E guarda caso, nel 1714, Ludovico Antonio Muratori scrive il libro del governo della peste e delle maniere di guardarsene. Che cosa è cambiato nell'approccio nei confronti della peste? È cambiato che gli stati cominciano a volgersi verso Venezia, che commercia con tutti e la peste non la fa entrare. Che cosa fa? Come mai riesce ad evitarla? E il titolo del Muratori è significativo: del governo della peste e delle maniere di guardarsene. C'è qualcuno in Europa che se ne guarda con qualche effetto? Sì, è la Repubblica di Venezia. La prima edizione del 1714, poi ce ne saranno altre, ma una seconda con grande fortuna nel 1722, perché nel frattempo scoppia una peste esiziale terribile a Marsiglia che dilaga in tutta la Provenza. E allora nel libro del Muratori, ecco la peste di Marsiglia, guardate, 49%, addirittura fanno 2 cordoni sanitari attorno alla Provenza per impedire che esca al di fuori. Nel libro del Muratori però non si può non osservare che la Repubblica ha adottato delle misure sagge, perché varia la durata delle contumacie in base al sospetto e alla lontananza del luogo di infezione. Cosa sono le contumacie? Sono i periodi di isolamento che la Repubblica impone a chi proviene da luoghi infetti o anche solo sospetti. E questo è un sistema per prevenire e per non far entrare la peste in laguna. E infatti dal 1630 c'è riuscita a non far entrare. E siccome la Repubblica punta tutto sul commercio, perché lo sviluppo dei veneziani è sui commerci, deve renderlo sostenibile questo commercio, perché da quando la peste è comparsa in Mediterraneo e in Europa, il commercio è diventato uno sviluppo insostenibile, perché il rischio è stato elevatissimo di portare questa clandestina foriera di morte assieme alla ricchezza. E allora i veneziani si preparano già dall'inizio del secolo, già dal 1710, a festeggiare nel 1730 i 100 anni di assenza dalla peste. Questo è un libro pubblicato dopo, ma che in effetti racconta tutti i festeggiamenti che Venezia ha organizzato in occasione del centenario di assenza dalla peste. Vi invito ad andare a visitare per esempio il famoso sottoportico della peste, che è molto bello, in una zona di Castello. Ma come mai aveva evitato questo? Aveva dei professori dell'Università di Padova che avevano scoperto la causa? No, era al buio. Stava facendo delle scelte politiche assolutamente al buio, perché l'origine della peste e il batterio killer è isolato da Yersin nel 1894 durante l'ennesima peste di Hong Kong. Quindi la peste continua imperterrita a flagellare Oriente e Occidente. Il batterio viene portato da una pulce, la Xenopsilla,
che si sposta, dopo aver ammazzato il topo che ha infettato col batterio, e si sposta su un altro ospite, vivo e caldo, anche un uomo. E così funge da vettore dell'epidemia. Ma la diffusione dall'uomo, dal singolo, avviene alle masse, alle città, ai paesi, alle nazioni, attraverso guerre, terremoti, carestie, migrazioni e commerci. I terremoti poi fanno schiudere le tane dei topi che si riversano sui villaggi, sulle città. Gli ultimi erano stati, questi fatti si erano verificati durante la guerra del Vietnam, per esempio, ancora, con Napalm, i topi si erano trasferiti sui villaggi e si è temuto in quell'occasione che fosse anche un tipo di batterio resistente agli antibiotici. Allora eravamo nel 71. E comunque questo roditore con le sue ospiti si fa trasportare, siccome poi il Ratus Ratus è anche un po' pigrone, si fa trasportare lungo le vie caravaniere nei carri o nelle stive delle navi. Dunque Venezia è in primo piano. A questo punto però io vi propongo il tema di questa sera. Come ha fatto a controllare, a governare la peste Venezia? Dobbiamo avere un approccio sul lungo periodo. È un approccio, qualcuno mi dirà, è metastorico, forse anche antistorico. No, perché vedete questi libri sono la pubblicazione di tutta l'attività sanitaria della Repubblica di Venezia. Perché avendo avuto una continuità istituzionale nei suoi organi, il Consiglia e poi il Magistrato della Sanità, noi possiamo fare un discorso scientifico sul lungo periodo, perché la documentazione ce l'abbiamo tutta nei 1000 faldoni del Magistrato alla Sanità. Quindi le prime misure contro non solo la peste, le malattie infettive ed epidemiche fanno capo al Maggior Consiglio. Sono 600, sono 1500 in momenti di punta. Sono gli esponenti del patriziato, dei patres dei veneziani, quelli che gestiscono la vita politica veneziana. Ma poi c'è l'espressione operativa del Maggior Consiglio, è data dal Senato, una 60, un'ottantina di patrizi eletti che durano in carica un anno. Attenzione, fissate queste durate. Negli organi più importanti della Repubblica, ovviamente non nel Maggior Consiglio perché lì andavano di diritto tutti i patris, ma nei consiglia, Maggior Consiglio e poi addirittura anche in Consiglio dei 10, le cariche durano un anno, perché i patrizi non vogliono che ci si innamori del potere e al loro scadere vanno in contumacia. Si usa la stessa parola che si usa per i sospetti di peste. Vuol dire che ci si innamora del potere, il potere è peggio della peste per diciamo la salute pubblica e la continuità istituzionale. Questo è un piccolo particolare che però è importante. Poi c'è il Consiglio dei 10 dal 1310, ecco il Consiglio dei 10 in realtà sono 17 perché c'è anche la Signoria e altri e quindi questi sono gli organi che per primi emanano le leggi riguardo alla gestione della peste quando scoppia. Ma dobbiamo fissare degli altri termini. 3 termini: salvezza, salute e sanità. Venezia nasce in queste terre incerte perché si cerca la salvezza. Ecco il titolo, per non morire. E si sceglie di arrivare in questi luoghi poco ospitali, in cui cambiano gli equilibri fra terra e acqua in continuazione, perché si vuole sopravvivere alle orde barbariche e si trasforma la città, l'arcipelago, in una città di pietra. Ma il primo impatto è quello con un'atmosfera di malaere, di aria cattiva, di febbri terzane e quartane, di un habitat mefitico in cui in alcune zone ristagnano le acque e sono paludose. Quindi i primi veneziani si spostano sui litorali, che sono più sani, ma sono anche più esposti agli assalti nemici,
Malamocco, per esempio, viene esposta all'assalto di Pipino, figlio di Carlo Magno, e poi ci si sposta a Rialto. Ma perché si sposta a Rialto? Certo perché è navigabile, perché è più sicura, ma perché è più salubre, perché arriva l'aria sana dal mare, attraverso le 3 bocche di porto, che poi erano di più perché non era solo una bocca di porto quella di Treporti, erano 3 porti. Perciò la salute, assieme alla salvezza, è un qualche cosa che i veneziani hanno dovuto costruire. La salvezza per forza ve sono scappati, ma la salute se la sono cercata spostando i luoghi più salubri in laguna. E la salute l'hanno trovata nella Laguna Viva, cioè in quelle isole in cui l'acqua di mare fungeva da spazzino della laguna e in cui spirava l'aria non da terra ma dal mare. Ecco queste 2 immagini, a sinistra la pianta più antica che è rimasta di Venezia, guardate come sono evidenziati i canali lagunari, perché sono quelli vivificanti, mentre la laguna morta è identificata con quella parte di laguna che è lambita dai fiumi e che è inquinata dall'interramento dei detriti. Quindi le acque dolci ristagnano. Noi sappiamo adesso che in quelle acque dolci c'è malaria e quindi ecco la spiegazione del malaere e delle febbri quartane, terzane, intermittenti e così via, dette anche febbri putride o febbri pestilenziali. E questo è emblematico perché dimostra appunto che Venezia nasce dall'opposizione dei 2 elementi, dalla terra e dall'acqua. Ma una per tutti, se voi andate alla loggia del Sansovino, voi vedete questa bellissima scultura, anzi bassorilievo, scusate, in cui Venezia in veste di giustizia è fra lo stato da terra e lo stato da mar, ma soprattutto è fra le acque dolci che sversa il dio Silvano e le acque salse che sono gestite dal dio Nettuno. Quindi la consapevolezza piena che la salvezza si è trovata in questa laguna, ma che la salute la si è ricercata con l'operosità, con l'escavo dei canali, importando l'acqua dolce e potabile e così via. Dunque, la civiltà anfibia nacque e si organizzò per trasformare le terre incerte e un habitat malsano in un corpo urbano abitabile. Ne derivò la città di pietra che noi vediamo. Ma come provvidero Maggior Consiglio, soprattutto il Maggior Consiglio, poi anche il Senato, alla salute dei singoli? Non c'era ancora un problema di grandi manifestazioni epidemiche, ma nel 1258 si organizzano e si delega alla giustizia vecchia, cioè alla magistratura che ha il compito di normare e disciplinare i codici deontologici di tutte le arti veneziane. Quindi deve soprattutto normare i codici etici di chi cura le persone, di chi gestisce e garantisce la salute. Ma è una salute di individui, perché si interviene sul contratto fra medico e paziente, fra spezier e cliente. E sono molto belli questi 2 capitolari, anche antichi, sono aggiornati in continuazione. Per esempio stabiliscono che il medico non deve fare accordi fraudolenti con lo spezier per vendere medicinali, che deve fare sempre l'interesse del malato e che gli spezieri non possono vendere il risigallo e l'arsenico perché sono dei veleni e così via. Ma non sto a indugiare su questo perché ve ne parlerò nella prossima lezione, che è dedicata soprattutto alle medicine. Però quello che vi voglio sottolineare è che la Repubblica, quindi gli organismi costituzionali, i consigli della Repubblica, si erano presi a cuore l'importanza della salute dei singoli nella tutela anche del rapporto medico-paziente. La cosa cambia completamente nel 1348, quando arriva la peste, la morte nera che fa morire in un botto metà della popolazione. Si pensa, non si hanno dei numeri certi, ma si pensa che in Europa
la mortalità arrivi a circa 100 milioni. Certo che è la peste del Boccaccio, ovviamente, ve ne ho parlato anche la volta scorsa. E passano alcuni anni e la peste continua a manifestarsi a Venezia. E cosa fa il Senato e il Maggior Consiglio? Nominano delle commissioni transitorie per gestire l'emergenza. Poco resta loro da fare, gestiscono l'asporto dei cadaveri dalle case, chiudono le case, chiudono quartieri della città pestati, hanno l'unico sentore, da buoni mercanti che osservano, che sono pragmatici, l'unica percezione è che il contagio va velocemente per prossimità e per contatto. Quindi barriere, zone della città chiuse, murate le case, la gente muore dentro e stato di panico assoluto. Finché nel 1423, durante l'ennesima pestilenza, muore anche il doge, il Senato si riunisce e decide di fondare il primo ospedale di Stato ad alto isolamento della storia. Diciamo, ci voleva mica tanto. No, gli ospedali erano degli istituti assistenziali religiosi che gestivano non la cura come la intendiamo noi, ma l'assistenza spirituale e davano conforto religioso. Quindi questa era un'innovazione assoluta, questa di pensare di creare un ospedale di Stato per metterci gli appestati che arrivavano con le navi in città o che manifestavano questa patologia in modo che non avessero contatti. Allora vi leggere questo bellissimo, guardate anche dal punto di vista estetico molto bello questo manoscritto, dice: e quia multocens ec civitas nostra infecta est morbo predicto, poiché questa città è infetta molte volte da questo terribile morbo, predetto morbo, per via maris, per via di mare, i collegamenti più veloci sono via mare, e del resto a Venezia, nell'arcipelago, si arrivava per acqua e più velocemente soprattutto con le navi. Quindi quod cum navigis nostris tam armatis quam disarmatis multocens veniunt Venetias, persone pestiferate, poiché arrivano tante volte nelle nostre navi sia armate che disarmate e delle persone affette da peste, si è ordinato che tutti i padroni, i capitani nostri, siano tenuti e debbano assolutamente, se nel loro arrivo a Venezia avessero qualche infermo da morbo pestifero sopra i loro navigli, questi infermi subito portarli nel porto di Venezia e mandarli in questo ospedale che noi andremo a creare. Allora, inizialmente, in questa parte del Maggior Consiglio, del Senato, scusate, in questa parte del Senato si decide di creare questo ospedale al Lido. Poi invece si sceglie l'isola di Santa Maria de Nazareth, che diventerà il Lazzaretto Nuovo. Ma cosa interessante, per passare dalla gestione dell'emergenza determinata dal singolo caso, è che si studia la strategia di raccolta di informazioni. C'è l'obbligo di raccogliere e comunicare le informazioni sui casi e sui luoghi appestati per non far entrare a Venezia abitanti o viaggiatori provenienti appunto dei luoghi pestiferati. Quindi la raccolta delle informazioni è la premessa importante e fondamentale per riuscire a isolare questi casi. E poi c'è il divieto in città di accogliere i forestieri provenienti da luoghi infetti. Si cerca cioè di creare una rete completa e composita di controlli per isolare immediatamente il veicolo di infezione. Si stabiliscono anche multe e sospensione per i capitani reticenti. E poi appunto l'ospedale che sarà invece creato a Santa Maria di Nazareth. Questo fortunatamente, come ci resta ancora il lazzaretto. Poi sulla gestione ci sono anche dei passaggi molto interessanti, perché all'inizio si pensava di pagare dei laici. Lo Stato è uno Stato laico veneziano. Poi però, siccome lucrano sui poveri
infetti, tanto devono morire, non gli davano da mangiare, si prendevano i soldi, scoppiano un sacco di scandali, nessuno vuole andare al lazzaretto perché è un inferno in terra, e allora chiedono la dispensa papale di poter avere dei religiosi che almeno avranno, per fede, avranno la carità cristiana. E poi è una istituzione nuova. Non dimentichiamo che c'è una tradizione medievale di donazioni per istituzioni, ospizi di tutti i generi. Per i lazzaretti nessuno faceva le offerte. E allora ecco che si obbligano i notai a ricordare ai testatori che esistono i lazzaretti e a beccarsi la multa di 25 ducati se non lo ricordano. Ecco perché noi archivisti, quando vediamo i testamenti, vediamo scritto: io notaio ho ricordato al messer che c'è il lazzaretto, e lui mi ha detto che non vuol donare nulla, perché altrimenti doveva pagarsi la multa. Ecco, e infine l'amministrazione del lazzaretto, che viene affidata appunto ai procuratori di San Marco. Ma vediamo le date. 1438 scoppia la peste. 1440 il Senato nomina una commissione per accertare le cause del malaere che spira dove il botteghino si getta in laguna morta. E il Senato dice a tre nobili, a tre patrizi, incarica a tre patrizi e dice loro di interpellare illos medicos qui intelligentes eis videatur, cioè dei medici che cerchino di capire qualcosa su queste febbri putride che si manifestano nella laguna morta. E da qui comincerà in maniera sempre più attenta l'osservazione della periferia della laguna e la diversione dei fiumi. Quindi c'è il collegamento fra la causa patogena e l'habitat e anche la salute dei veneziani. Poi, e qui vado veloce anche perché però mi corre l'obbligo di fare questo passaggio, perché ci sono delle tappe verso una articolata strategia sanitaria, cioè non basta la creazione del lazzaretto, 1423, ma in Senato nel 1456 si afferma che sarebbe fondamentale farne un altro, un secondo, un'altra isola. Ma come, ancora costi? Perché i mercanti guardano la borsa anche. Eh sì, perché sarebbe strategicamente importante, perché nel lazzaretto vecchio andrebbero i malati, poi quelli che guariscono vanno al lazzaretto nuovo, dove possono optime purgentur, si possono purgare e poi possono ritornare alla civiltà dei sani. Anche un bel messaggio per tutti quelli che vedono il lazzaretto vecchio come un inferno in terra. No, è il messaggio che si può guarire, si può rientrare nella civiltà dei sani. E ancora nel 49 Paolo Morosini propone la creazione di una magistratura tecnica, perché il lazzaretto era gestito dai provveditori al SAL, cioè da una magistratura come il nostro Ministero dei Lavori Pubblici, perché aveva tanti soldi, perché riscuoteva i dazi sul sale e quindi poteva mantenere gli stabili come quelli del lazzaretto, ma faceva dei buchi nell'acqua nella gestione, non sapeva da che parte prendere per gestire infermieri, medici e così via. E nel 1460 un altro patrizio, Matteo Vitturi, compare in Senato e qui abbiamo veramente la nascita della sanità moderna. Afferma: è molto più salutifero vigilar che la peste non entri in città che da poi in strada lamentarsi del danno allora irreparabile, con diminuzione de daci, mancamento de trafegar e spese superflue, andando fuori tutti per salvarsi. Il mercante veneziano sta mettendo il dito sulla piaga. Non volete fare un secondo lazzaretto, non volete fare una magistratura, ma ci costa molto di più non farlo, perché abbiamo dei danni in solido e danni demografici molto più rilevanti. Quindi finalmente nel 1461 si approva la magistratura. Si nominano 3 magistrati alla sanità, ma allo scadere non vengono rinnovati. Perché diremo? Beh, è abbastanza facile capirlo. Venezia costruiva il suo futuro, le sue fortune sul commercio. Quindi si temeva
fortemente che per dei risultati che non erano palpabili, non erano sicuri, si andasse invece a penalizzare quei commerci con l'imposizione di contumaci, di rallentamenti, di lazzaretti, di costi molto superiori. Allora non si crea il magistrato della sanità, ma si crea il secondo lazzaretto. Quindi al lazzaretto vecchio si aggiunge quello nuovo, il lazzaretto vecchio del 1423, il nuovo sarà fatto nel 1468. E questa sarà un'ottima soluzione perché appunto ecco che si creerà questa possibilità di isolare e di prevenire la peste. Queste sono le immagini odierne dei due lazzaretti e questa è la loro ubicazione in una pianta che è una pianta del Bordone del 1528 e notate, altro particolare, la Repubblica crea i due lazzaretti ma non ha ancora la magistratura perché si prova a farli funzionare e si vede che per gestire questo traffico dei malati, dei sospetti o comunque di quelli che sono guariti, ci vuole una magistratura tecnica competente e si crea finalmente nel 1485 un magistrato alla sanità e lo si colloca dove? Nei pubblici granai, nella piazza liquida dei veneziani, nella riserva del grano e dei viveri ai quali la Repubblica deve mettere mano quando c'è l'isolamento per la peste. Perché a differenza degli stati totalitari, a Venezia si distribuivano i viveri in tempo di peste, perché si sospendevano i traffici con tutti i paesi e il Sansovino scrive appunto che gli stati totalitari dovrebbero imparare dalla Repubblica questo atteggiamento nei confronti del suo popolo. Vicino al campanile di San Marco ha il magistrato alla sanità perché dalla loggia si osservava tutta la laguna. Si vedevano tutte le navi e tutte le barche che arrivavano dalla terraferma e dal mare e quindi si mandavano gli armati per inviare alle contumacie nei lazzaretti. Il controllo era più serrato che in terraferma. Infatti Grevenbroich scrive che le vere invalicabili mura di Venezia sono costituite dalla sua laguna. Un altro piccolo particolare, l'istituzione del 1485, sono 3 provveditori, ovviamente, con un potere enorme, durano in carica solo 12 mesi, carica allungata nel 1747, ma poi si aggiungono anche 2 sopraprovveditori, perché in momento di emergenza non bastano. E allora ci vogliono addirittura anche degli aggiunti che vadano in terraferma e cerchino di tamponare e di bloccare il contagio laddove scoppia. Dopo la peste del 1630, ecco che i 2 sopravviventi divengano stabili e quindi saranno 5. Competenza? Usano i piovani per tutti i registri di morte, ma anche per registrare tutti i casi di malattia appena scoppiano nel territorio. Controllano i poveri, le immigrazioni, perché vedono che le epidemie, le pandemie si spostano in seguito a guerre e carestie e quindi tante volte arrivano con i grandi arrivi di poveri e quindi hanno il controllo dei poveri dal 1528 e delle prostitute nel 39. Riescono ad avere le informazioni. Vi dicevo, la cosa importante del magistrato alla sanità è l'importanza che attribuisce alla informazione. Le bocche delle denunce segrete sono fondamentali per avere informazioni relative a chi compie reati contro la sanità. Sono denunce che possono essere segrete, firmate, che saranno tenute segrete, o orbe, se non sono firmate. E le orbe sono tenute in minor considerazione, ovviamente, perché chi fa la denuncia non ha il coraggio di sottoscriverla. E soprattutto, ecco qua, prima l'assessore diceva salus populi suprema lex esto. Ecco, questa è scritta appunto nel registro delle leggi di sanità, questo bellissimo disegno in cui c'è l'esecuzione davanti alla porta del magistrato, in modo che tutto il bacino potesse vederla,
e sotto c'è scritto Salus Populi Suprema Lex Esto, di tutto il popolo, patrizi, cittadini e artigiani, perché tutti sono in uno stesso arcipelago, tutti, diremo noi, sono in una stessa barca, e sotto delicta salutis sic puniuntur, cioè il magistrato della sanità aveva dal 1504 il potere di vita, di morte e di anche condanna corporale e di tortura. Addirittura nel 1545 il Consiglio dei 10 gli dà lo stesso potere del Consiglio dei 10 in materia di poveri e gli dice che può avvalersi di tutti gli uffici di sanità, ma anche di tutti i capitani di tutte le magistrature, un potere enorme, che stavano nei domini, tranne ovviamente quelli del Consiglio dei 10. Ecco il potere enorme, ecco l'utilizzo poi di controlli sulle strade attraverso caselli, restelli di sanità per controllare vie e valichi d'accesso. Informatori erano gli informatori legali, le spie legali erano i consoli, i baili, i capitani di nave che dovevano dare resoconto di tutti i viaggi. Una cosa era certa, perché da tutte queste informazioni che cosa avevano tratto? Che una piattaforma di interscambio delle epidemie era sicuramente Costantinopoli, cioè dall'Asia verso il Mediterraneo. Ma c'erano anche i cantoni barbareschi che diventavano veicolo e infatti di trasmissione di epidemia. Infatti quei porti, in primis Alessandria, ma poi anche Tunisi, Algeri e così via, erano spesso infetti. Ma poi c'era l'altra via, che era quella delle vie caravaniere, che arrivavano attraverso invece i Balcani e arrivavano attraverso la Dalmazia. Venezia non ha mai voluto rinunciare alla Dalmazia, neanche con Passarovic 1718, perché la Dalmazia per Venezia era il suo baluardo di sanità dai convogli di terraferma. E come si rapportava, avendo tutte queste informazioni, agli altri stati? Diramava 6.990 proclami a stampa, con gli ordini per esempio che non si poteva circolare senza le fedi di sanità, i tanto vituperati passaporti sanitari che abbiamo usato anche noi nel Covid, li hanno cominciati ad usare dalla fine del 400. Ecco, vedete, poi questi proclami a stampa sono importanti, per noi è quasi normale, ma Venezia, che è stata il Silicon Valley della stampa, ha usato per prima la stampa per la diffusione dei proclami, degli ordini sanitari, perché non era imitabile. A mano, gli scritti a mano che erano prima, potevano essere imitati. Invece la fondamentale era il proclama stampa, perché venivano stampati in grandi tirature e poi diffusi anche fra i paesi nemici. Ma a stampa si facevano anche le fedi di sanità, cioè i passaporti sanitari. Questo è un passaporto sanitario emesso da Venezia, vedete stampato, gratis, perché doveva essere compilato gratuitamente, perché altrimenti c'erano già le premesse per violare l'ordine. Si scrivevano il nome e cognome, in questo caso Francesco Querini, la data 1715, luglio, e gli anni 35, pelo scuro, statura ordinaria, la data di partenza, il luogo di arrivo e la fede esauriva ovviamente la sua funzione nel tempo del viaggio. Tutti i paesi della Repubblica dovevano rilasciare queste fedi di sanità gratis. Vedete quella di Bassano. Perché secondo voi c'erano questi simboli? Perché pochi sapevano leggere. Quindi se si trovava uno morto per strada, si vedeva la fede di sanità e si intuiva da dove arrivava, perché i simboli sì che li sapevano leggere. Vedete anche questo di Colonia Veneta. E se non c'erano degli strumenti medici per capire, però c'erano gli strumenti per isolare i luoghi di provenienza e i luoghi che aveva toccato, sempre se parliamo di una persona malata o morta. E questo sistema venne utilizzato e imposto anche
alle nazioni straniere. Questi sono esempi di proclami di sanità che impongono fedi di sanità anche per i bovini, per i cavalli, anche per gli animali che andavano in transumanza. Tutto ciò che circolava era soggetto al controllo sanitario e alla tracciabilità, e i proclami venivano stampati solo da degli stampatori scelti luogo per luogo dagli uffici di sanità. Questo era dunque un controllo molto acuto, ma soprattutto quando il console d'Olanda scrive al magistrato nel 1721 e gli chiede: ci volete spiegare come funzionate? Il console d'Olanda era nell'orbita degli Asburgo. Gli Asburgo avevano praticamente 3/4 dell'Europa. Erano interessati a capire quali erano gli strumenti sanitari per cui Venezia continuava a imporre le sue regole, i suoi lazzaretti, le sue contumaci, i suoi controlli. E Venezia risponde raccontando dei lazzaretti, dei passaporti e così via. E soprattutto dice: l'esperienza ha dato a conoscere che la peste nel dominio ottomano non sia mai del tutto estinta. Così restano a temersi le comunicazioni che ha quel vasto impero e gli stati che con esso confinano e commerciano, non potendo mai essere sicuro il commercio di paese che di quando in quando suol essere infetto. Perché questa affermazione così categorica? Perché la religione islamica aveva da sempre stabilito che le epidemie, le malattie, ma soprattutto appunto anche le pandemie, erano inviate da Allah per colpire gli empi, gli infedeli o per additare la via del martirio ai pii. In nessuno di questi 3 casi si poteva opporvisi, si poteva adottare delle misure di prevenzione. Ecco quindi i mercanti veneziani che, avendo recepito questo e avendo vissuto fianco a fianco con gli ottomani nei vari paesi con cui scambiavano la ricchezza, ecco che hanno adottato metodicamente la contumacia con questi paesi. Il risultato, eccolo qua. In tutti gli altri stati la peste che scoppia, in Dalmazia dal 1716 al 1845 la peste per 15 volte, a Venezia non torna più. E Venezia, appunto per questo, ha sempre tenuto la Dalmazia come un baluardo verso la terraferma, verso l'Oriente. Concludendo, i veneziani per non morire scelsero la salvezza in un habitat incerto in cui contrastarono le malattie endogene e organizzarono le professioni sanitarie per tutelare la salute. Per vivere importarono tutto perché non avevano niente, ma lo sviluppo mercantile fu reso insostenibile dal rischio della peste. E dunque utilizzarono l'insularità e la laguna come baluardi di sanità per i loro lazzaretti, per i loro controlli. Il magistrato alla sanità elaborò una strategia sanitaria internazionale che si avvalse del monitoraggio, della raccolta e della distribuzione delle informazioni su focolai epidemici. Si avvalse della tracciabilità e dell'imposizione di contumace di durata variabile per non dar troppo peso ai commerci, quindi non quarantena, non 40 giorni, ma moduli di 7, 14, 21, 28. Guarda caso, la peste ha 2 giorni di incubazione e 5 giorni per l'exitus, cioè si morte fra il delirio e la febbre alta, oppure si guarisce. Quindi, in conclusione, del nostro magistrato alla sanità non resta più nulla, perché in epoca di dominazione francese fu raso al suolo. Era l'edificio più conosciuto del mondo di allora, perché dalle direttive che partivano da lì si condizionavano tutte le contumacie, tutti i viaggi, i tempi di fermo delle varie navi, delle varie stati nei lazzaretti. Fu demolito, eccolo lì dove era, adesso ci sono i giardini del re, era questo. Fortunatamente ci resta il suo archivio e spero che la sua storia ci insegni molto, perché se si ignora la storia
si è purtroppo, come recentemente abbiamo visto, condannati a riviverla. Grazie. Allora, adesso questo è il passato, ma noi abbiamo un'autorità del presente, perché noi conosciamo Silvio Brusaferro perché ci ha condotto nella presente pandemia di Covid, perché era a capo dell'Ufficio Superiore di Sanità. Lui, fra l'altro, è docente e professore di igiene all'Università di Udine, ma la sua esperienza in campo di pandemie è fondamentale non tanto per il passato, ma soprattutto perché purtroppo tutti ci dicono che di pandemie dovremo continuare ad averne e dovremo essere attrezzati per, come faceva la Repubblica di Venezia, per fronteggiarle. Quindi do la parola, ringraziandolo di essere venuto qui perché è pieno di impegni, è una delle persone, delle autorità più importanti europee su questi argomenti, e quindi a te Silvio Brusaferro. Grazie. Vuoi tu? Vuoi tu? Bene, buona serata, buonasera a tutti, grazie, un saluto all'assessore, sono onorato anche della sua presenza e della vostra presenza, un ringraziamento alla professoressa Vanzan Marchini per avermi coinvolto. Abbiamo avuto varie occasioni di confrontarci su questa cosa e certamente quello che ci ha mostrato, e che anche prima della pandemia, devo dire, no, la professoressa Vanzan Marchini in realtà è molto importante, e io devo molto anche della mia relazione ai suoi libri, alla lettura dei suoi libri e delle sue pubblicazioni. La riflessione che volevo fare con voi ovviamente non è quella, non può essere quella di uno storico, perché io storico non sono un medico, sono un medico di sanità pubblica, sono un professore di sanità pubblica, però quello che vorrei dimostrarvi e cercare in questa relazione è mostrarvi come in realtà quanto è stato fatto in questa terra, nei secoli, a partire dal 1300, è in realtà qualcosa che dura ancora, con mezzi diversi, poi vedremo con cose diverse, ma sostanzialmente quell'impostazione è ancora l'impostazione che determina in qualche modo il funzionamento di questo sistema a livello globale. Io do una chiave di lettura, l'ha già dato la professoressa prima di me, però qual era il problema? Fondamentalmente possiamo leggere la Serenissima come la multinazionale del tempo. Non conquistava territori, voleva governare i commerci. I commerci da sempre, come l'ha scritto, erano a quel tempo, l'universo era verso fondamentalmente l'Oriente, era il grande spazio di commercio, di crescita, di sviluppo economico. L'Oriente aveva da sempre, e tutt'oggi, se voi pensate all'influenza, i primi ceppi influenzali del virus influenzale noi li isoliamo in Cina. Infatti hanno sempre un nome del sud-est asiatico, se sentite quando arrivano i vari ceppi. E quindi quello è sempre stato il flusso in qualche modo delle patologie, per un motivo anche particolare, che è sempre legato alla religione islamica, perché poi soprattutto quel tipo di infezioni aveva una sua concentrazione legata ad alcune abitudini religiose, al fatto che viene raccomandato ai musulmani di frequentare una volta nella vita la Mecca, e quindi concentrano in un unico punto popolazioni che vengono da un raggio molto molto ampio, e che sono sovraffollate, e che da quel momento, se c'è un qualche rischio infettivo, poi tende a diffondersi man mano che queste tornano, e ovviamente tornando verso l'Europa questo era il fenomeno che si verificava. Quindi il punto essenziale era che la scelta che fecero i veneziani al tempo era una scelta esistenziale, dovevano proteggere la loro sopravvivenza, che era il commercio. No, questo è il punto chiave. Quindi per proteggere tutto il resto non potevano chiudere confini, perché non c'erano confini. Potevano certo chiudere alcuni porti, la Dalmazia è sempre stato un primo dei problemi, e tra parentesi proprio in Dalmazia ci sono state le prime misure, diciamo, no? Anche di quarantena, di isolamento, che sono state messe a punto e poi importate a Venezia. Però il punto essenziale era appunto come proteggere i propri commerci.
Potremmo dire in qualche modo, se volete, che è il concetto del globale. E adesso poi lo riprendiamo. Il punto reale è che quando parliamo di epidemie o di sfide, parliamo di aspetti globali. Io li ho chiamati glocali. Perché? Perché in realtà quello che avviene a Venezia, o piuttosto che avviene a Udine, in realtà, soprattutto su questo tipo di fenomeni, si ribalta rapidissimamente in tutto il mondo. L'abbiamo visto nell'ultima pandemia. Quanto tempo ci metteva una variante a raggiungere il nostro paese dal Sudafrica? 15 giorni? 20 giorni? Certo, oggi i contatti sono molto più rapidi, molto più ravvicinati, con poche ore di volo riusciamo a fare il giro del mondo, però il dato reale rimane. E quindi i fenomeni che noi vediamo anche oggi quotidianamente a livello locale impattano poi necessariamente a livello globale. Quasi tutte le emergenze hanno queste caratteristiche. Oggi, senza citare le guerre, che insomma è talmente evidente che... Ma provate a pensare all'antibiotico resistenza, che è uno dei temi che affliggono in qualche modo i nostri sistemi sanitari e mettono a rischio la nostra capacità di rispondere a una domanda di salute perché per queste infezioni che si sovrappongono e rispetto alle quali qualche volta per certi comportamenti rischiamo di essere disarmati. Beh, anche quello si diffonde rapidissimamente. In Italia e in Europa non è un qualcosa che noi controlliamo. E la stessa cosa provate a pensare a tutto il fenomeno oggi del cambiamento in qualche modo delle malattie virali che riusciamo ad avere nella nostra popolazione. Perché? Perché cambia l'ecosistema, perché cambiano anche le figure di persone che vivono nei nostri territori. Quindi in realtà loro in qualche modo, i veneziani, avevano toccato un argomento, per il tempo era globale, che era sostanzialmente assolutamente attuale, che è quello che viviamo anche oggi. Il terzo punto importante è che proprio perché vivevano di commerci c'è una relazione diretta tra ricchezza e salute. In altri termini, nessun paese o nessuna comunità può diventare più ricca se non migliora la propria salute. Questo è un assunto che oggi viviamo. Chi di voi ha avuto l'opportunità o avrà la curiosità di andare a esplorare i dati, per esempio, della Banca Mondiale. La Banca Mondiale, quando fa i prestiti ai paesi anche più fragili, in realtà chiede loro in cambio di avere dei programmi di salute. Ma non lo fa perché sono animati da spirito francescano o da caritativo, sono semplicemente perché se uno sta bene ripaga il debito. Se non stai bene il debito non lo ripaghi. Ok? C'è un tema proprio diretto. Quindi il concetto fondamentale, se una comunità vuole crescere, e i veneziani su questo erano molto forti, deve investire in salute, perché più salute vuol dire più capacità di spesa, più capacità di imprenditoria, più capacità di fare tutti i lavori, più capacità di avere risorse che ovviamente generano ricchezza nella comunità. Una comunità più fragile, meno in salute, in realtà ha dei costi che deve sostenere per la comunità, ma ha anche una minore capacità di produzione. Ecco, per loro questo era molto chiaro e non a caso l'avevano messo in bacino San Marco, come ha detto bene la professoressa, dando uno standing in qualche modo alla salute pubblica che era pari a quello del governo amministrativo, a quello del giudiziario, ma anche dopo un po' a quello della zecca, tra virgolette. Quindi in qualche modo simbolicamente erano questi poteri che si presentavano all'occhio del visitatore, del viaggiatore che arrivava in bacino San Marco. Ci sono ovviamente, l'ha già detto loro, fondamentalmente che cosa c'è in questo momento? Nel momento in cui loro cominciano ad agire, agiscono in maniera molto pragmatica. La scienza medica a quel tempo era una scienza che non è la scienza di oggi, insomma, tra virgolette. La microbiologia, la conoscenza dei microrganismi sarà nella seconda metà del 1800 che arriverà. Vedrà anche protagonisti, molti, anche l'Università di Padova, comunque le università italiane, però in quegli anni non era così. Erano qualcosa in cui si cominciavano a fare alcuni aspetti di tipo anatomico, ma sicuramente i meccanismi patogenetici, le cause infettive che oggi conosciamo bene non erano presenti a quel tempo. E sostanzialmente loro in qualche modo, come vedete, parliamo del 1600 quando un olandese comincia a parlare di animalucoli, per quando comincia a vedere con le lenti di ingrandimento i batteri. Quindi parliamo di tempi, di misure che vengono prese sulla base di un pragmatismo e dell'esperienziale, dell'osservazione. E quindi mettono insieme un sistema che è tuttora attuale di sanità pubblica, lavorando un po' sulle esperienze, mettendo insieme dei dati e cercando poi di darsi delle regole di comportamento.
Più tardi, nella seconda metà dell'Ottocento, noi cominceremo a conoscere i meccanismi con cui, e quindi tenete presente che gli antibiotici poi cominciano ad arrivare molto più tardi, parliamo del Novecento, e che il primo esempio di epidemiologia in cui in qualche modo si determina la causa, per esempio del colera, viene fatta a Londra da John Snow nel 1854, che sostanzialmente di fronte a un'epidemia di colera scopre che c'erano 2 acquedotti che fornivano la città di Londra e che chi si forniva da un certo acquedotto aveva un rischio molto più alto di ammalare rispetto a chi si forniva dall'altro acquedotto. Qual era la differenza? E scopre poi la genesi in che modo? In questo modo scopre che l'acquedotto dove ci si ammalava di più era quello che prendeva le acque a valle del Tamigi, a valle della città, cioè si beccava anche gli scarichi fognari. Mentre quello che aveva meno casi era chi prendeva le acque invece a monte della città, quindi non beccava gli scarichi fognari della cosa. Una regola molto importante che a quel punto viene formalizzata. Solo un piccolo inciso anche, se volete, un po' di orgoglio italiano. Il primo ospedale che in realtà ragiona in questi termini lo fa il Filarete a Milano. Oggi è la sede dell'università, ma prima era il Cagranda di Milano, è il primo ospedale in cui il rifornimento d'acqua viene fatto a monte della città e lo scarico viene fatto a valle, proprio per evitare il cortocircuito, quello che noi oggi chiamiamo trasmissione orofecale. Scusate, vado avanti. Quindi in realtà tutte le misure che impiantano in qualche modo, che creano l'impianto del sistema sanitario, vengono messe a punto. Oggi, se vogliamo guardare qual è il sistema di network internazionale per la gestione delle epidemie, guardate, sorveglianza, notifica, consultazione tra paesi, verifica e adozione di misure. E in qualche modo, l'ha già detto in qualche modo la professoressa, adesso lo riprenderemo rapidamente, è un impianto che è esattamente quello che vanno i veneziani, con strumenti diversi, ma sostanzialmente, concettualmente non troppo diversi. E sostanzialmente, come vi dicevo prima, riprendendo questa immagine, il fatto che venisse riconosciuto a questa magistratura un ruolo voleva dire che era vitale. Oggi possiamo dire che la pandemia ce l'ha dimostrato, insomma, poter controllare la salute delle comunità è un modo per garantire la ricchezza e la qualità della vita nelle nostre comunità. L'altro passaggio importante è che in realtà dichiararlo è importante, costruirlo normativamente è importante, ma serve un corpo articolato di tecnici. E in realtà, al di là dei magistrati che ruotavano per un problema di bilanciamento politico, i veneziani, non devo entrare io su queste cose, ma erano bravissimi nel bilanciamento, no? nel bilanciare i poteri, perché affidavano molti poteri, ma ovviamente li bilanciavano perché qualcuno non ne approfittasse, tra virgolette. Però vedete, c'era tutta una tecnostruttura fatta di persone dipendenti in qualche modo dalla magistratura, che in qualche modo governavano il sistema e andavano, come vedete, dai guardiani, dal protomedico fino ai bastazzi, che erano coloro che in qualche modo prendevano il materiale e lo stoccavano, no? E lo tenevano in quarantena per i periodi dovuti, prima che poi potesse entrare nei commerci, potesse entrare nei vari fondacchi dove poi veniva trattato, gestito e vestito. Questo è un passaggio estremamente importante, perché in realtà non era, quindi il magistrato era la punta di un iceberg, ma c'era un'organizzazione. Tradotto oggi, se voi vedete, uno dei meccanismi che abbiamo, ne avete anche qui a Venezia, sulla riva della Giudecca, sostanzialmente, di fronte alla Giudecca, l'USMAF, sono gli uffici marittimi di frontiera del Ministero della Salute, che dipendono direttamente dal Ministero della Salute e controllano il flusso di passeggeri e di merci nei porti e negli aeroporti. Ecco, questo è un meccanismo, oggi ovviamente ce l'abbiamo in Italia, ma ce l'abbiamo in tutti i paesi del mondo, ce l'hanno, però quel tipo di meccanismo funziona esattamente così. L'altra cosa importante, l'impianto organizzativo aveva tutta una serie di simboli, a partire per esempio dalle bandiere gialle che dovevano issare i velieri che erano portatori o che avevano dei casi sospetti di peste, e quello diventa un codice internazionale. La peste di Marsiglia è avvenuta perché il capitano, perché voleva forzare le consegne, non ha issato la bandiera gialla. Ha violato sostanzialmente una dopo è morto anche lui, quindi pace all'anima sua, però il violare quelle regole ha comportato poi la peste di Marsiglia di cui ha parlato prima la professoressa Marchini-Vanzà. E poi in realtà avevano tutta una serie, come vedete, dei meccanismi che arrivavano fino alla decontaminazione dei materiali, il cosiddetto sborro.
che fondamentalmente venivano un po' fumigati in qualche modo. Il concetto della fumigazione, che era al tempo la modalità con cui si conservavano anche i cibi, no? Tutta una serie di cose nascevano proprio per poter conservare le merci e si riteneva che con quel meccanismo, che non aveva veri e propri poteri disinfettanti, ma in qualche modo il fatto che prendessero aria e che venissero esposti a queste sostanze poteva prevenire o ridurre in qualche modo l'impatto. Ma come vedete in realtà c'era tutto un meccanismo che non era solo legato alle persone, era legato anche alle merci. E questo avveniva in terraferma, ma poi con i territori di terraferma poi acquisiti più avanti nei secoli, in realtà voi trovate ancora vestigia di lazzareti piuttosto che di luoghi di contumacia nelle terre di confine. Per esempio a Pontebba c'era un luogo dove ci sono ancora le vestigia di questi luoghi che stavano fuori. Prima di entrare dall'impero austro-ungarico, entrare nella Serenissima, ti fermavi e c'era quel luogo dove non entravi se non avevi queste caratteristiche. L'altra cosa importante era quello che noi oggi chiamiamo interventi non farmacologici, in inglese si chiama NPI, cioè Non Pharmaceutical Intervention, che in realtà sono tutte fondamentalmente dall'igiene delle mani, al distanziamento, ai test, alle restrizioni, sono tutti meccanismi che in qualche modo oggi vengono definiti da quello che è il Regolamento Sanitario Internazionale, che controlla i punti d'ingresso, che certifica le merci, che certifica le provenienze, che dice sostanzialmente in qualche modo tutta una serie di declaratorie che riguardano sia i mezzi di trasporto, sia le persone, sia le merci che vengono trasportate. Non so se vi ricordate, a un certo punto durante il primo periodo della pandemia del 2020 c'era tutto il tema se i giocattoli che venivano da una certa nazione potevano essere contaminati. Queste regole sono regole che quotidianamente vengono, cioè quegli uffici di cui ho parlato precedente, oggi quotidianamente per ogni importazione di materiale che avviene con container e altre cose sono accompagnati da certificati che dicono che quel materiale non è a rischio, o si fanno ovviamente soltanto per il materiale a rischio, ma quel meccanismo oggi è vigente nella quotidianità, anche se magari non lo percepiamo. L'altra cosa importante, c'era ovviamente tutta una serie di regole, pene non entro, ma c'era ovviamente tutta una serie di regole che andavano rispettate, delle violazioni e eventualmente delle pene che dovevano essere gestite. L'ha detto prima quello delle fedi sanitarie, è importante, l'esperienza del Green Pass in qualche modo nasce da lì, europeo, nazionale, declinato con tecnologie di vario tipo, no? Con telefonini e altre cose, ma è la tecnologia che cambia, ma il significato rimane lo stesso. Era fondamentalmente una certificazione che questa, in qualche modo, la persona poteva non essere a rischio. Così come il tema dei lazzareti, in realtà poi ne hanno costruiti più di altri, anche altri, no? Poi di fronte a certi eventi c'è stati, i più famosi sono Lazzaretto Nuovo, ma c'è stata anche l'isola di Poveglia per un periodo che ha avuto questo problema. Perché? Perché parlavamo di tante persone e quindi doveva alimentare una cosa di questo tipo. Tenete presente che sostanzialmente durante anche la recente pandemia o nei contesti questi meccanismi funzionano, per cui in realtà c'erano tutti gli ospedali Covid, a un certo punto erano stati creati i reparti Covid e contesti dove si andavano, e anche se pensate le quarantene che vengono fatte per esempio o a casa a livello domiciliare piuttosto che in strutture alberghiere o cose del genere. La protezione degli operatori, anche questa è interessante, voi la conoscete bene perché la maschera è parte della maschera veneziana, il naso del medico, ma in realtà quello era un meccanismo, se provate a guardare un po' di parallelismo, vedete che aveva una veste che noi oggi abbiamo una tuta in Tyvek, certo tecnologicamente più avanzata, ma il concetto è lo stesso. Aveva dei guanti, esattamente come noi chiediamo oggi agli operatori. Aveva il cappellino, esattamente come noi chiediamo oggi ai nostri operatori. Aveva una maschera che noi chiamiamo FFP3, che ha un filtro particolare al 99%, loro avevano questo naso, dove il naso in realtà non era estetico. Dentro quel naso c'erano delle erbe che hanno potere disinfettante, certificato anche oggi. Quindi probabilmente non lo faceva per disinfezione, perché al tempo la disinfezione non era ancora nota, abbia la microbiologia, ma lo faceva per il cattivo odore. Provate a immaginare una concentrazione di queste persone affollate in questi luoghi con anche delle pustole, delle piaghe, con del materiale. Provate a immaginare che miasmi potevano esserci. Quindi il medico che entrava lì dentro o la persona che entrava lì dentro doveva proteggersi per un motivo di odore. Però concettualmente avere la maschera era quello che noi oggi chiamiamo FFP3. E sostanzialmente il medico non toccava il malato perché lo toccava solo con quel bastoncino che in punta aveva una piccola lancetta che serviva a tagliare i bubboni.
Okay? Quindi aveva una serie di tecniche che noi oggi potremmo definire. Ma se voi provate a guardare questa, diciamo, accostamento, in qualche modo, a parte la tecnologia, a parte l'usa e getta, a parte l'attenzione che ovviamente i materiali molto più sofisticati di cui oggi noi disponiamo, ma il principio sostanzialmente rimane quello. Così come l'altro tema è i sistemi di sorveglianza. Se vi ricordate, noi nei sistemi di sorveglianza sono sistematici. Oggi, vuol dire, una delle eredità è quella di continuare in qualche modo a verificare se ci sono ceppi nuove di influenza, tant'è che qualche volta abbiamo anche un sovraccarico di informazione che ci mette ansia, anche quando forse è un po' eccessivo in alcuni casi. Però questa sorveglianza vuol dire sapere continuamente quando emergono delle malattie infettive o dei germi o dei virus piuttosto che dei batteri che possono potenzialmente diffondersi e possono potenzialmente diventare epidemici. Fare questo in realtà non era semplicemente compito di poche persone, ma era tutta la filiera che avevano i veneziani, che erano diplomatica, commerciale, se vedete le figure che erano citate, che quelli delegati a governare i territori o le città o i porti d'oltremare, fino ad avere le spie. Perché i veneziani avevano un sistema di intelligence, che oggi chiameremo intelligence, particolarmente sofisticato, che serviva ovviamente a loro per potersi collocare dentro un sistema. E quindi in realtà quello che vorrei sottolineare non era il compito di una parte del sistema, era l'intero sistema che lavorava della sanità pubblica, esattamente come lavorava per l'aspetto economico, esattamente come lavorava per l'aspetto della guerra o della pace, tra virgolette. E questo, dall'altro punto di vista, era la formazione-informazione. L'ha citato prima in parte la dottoressa. Io vorrei riprendere il fatto che ovviamente uno dei temi importanti di fronte a questi grandi eventi era il comportamento delle persone. E questo rimane universale, succedeva nel 400, nel 600, è attuale anche oggi. Come si comportano le persone cambia in qualche modo il modo con cui puoi trasmettere o meno determinate infezioni. Ora, per fare quello viene sviluppato il culto di San Rocco, tra virgolette, che è un santo la cui origini non sono proprio chiarissime, tra virgolette, ma che ha un ruolo importante. Dice a tutti i cittadini o a tutte le persone come comportarsi in caso di. E lo pone come paradigma, no? Il santo, la persona da seguire. Ti devi isolare, no? Ti portano da mangiare, in quel caso era il cane, no? Che portava a San Rocco altre cose, e in realtà attraverso questo comportamento salvi la tua comunità, salvi la tua anima e salvi te stesso. Quindi additando con questo mito costruisci in qualche modo che cosa? Un modello comportamentale. È la narrazione che veniva veicolata col tempo. Ovviamente non c'erano TikTok, non c'erano tutte queste cose, però in realtà attraverso queste narrazioni nasce in qualche modo l'attenzione, nasce in qualche modo la formazione delle persone su questo tipo di argomento e si diffonde un comportamento generalizzato, tant'è che poi il culto di San Rocco si diffonde un po' in tutta la Serenissima, non soltanto nelle isole. L'altra cosa sono i proclami. Vi ho portato una gazzetta ufficiale, ho provato a prendere un proclama e se vedete i titoli sono fondamentalmente gli stessi. Noi ovviamente li stampiamo in maniera diversa, ma sostanzialmente diciamo le stesse cose. Okay? No, lo affrontiamo nello stesso modo dal punto di vista grafico, ma se vedete in qualche modo il sistema è impostato in questo modo, poi è chiaro, il nostro livello di conoscenza di altre cose può cambiare, ma quello rimane. L'altra cosa importante era la comunicazione scientifica. Nasce ovviamente grazie al fatto della stampa. Come è stato sottolineato, Venezia è stata un po' la capitale in qualche modo della stampa, che è stata quella che ha determinato i golden standard, diciamo, nel fare questo, e ha cominciato a stampare, ed essendo aperta soprattutto all'Oriente, voi sapete che soprattutto nel campo medico l'Oriente era molto forte da questo punto di vista, il mondo islamico aveva una tradizione fortissima di conoscenza per quanto riguarda la salute e la sanità, e in realtà loro hanno cominciato a costruire questi meccanismi e a diffonderli, e quindi da questo punto di vista sono stati anche antesignani per quanto riguarda la comunicazione scientifica. E infine vorrei citare, prima di arrivare a alcune considerazioni conclusive, anche questo aspetto. La peste, come avete visto, dimezzava o riduceva di un terzo la popolazione. Questo ovviamente in un sistema che era costruito molto sulla manodopera, vuole dire devastare l'economia di quei paesi, e devastare l'economia della città e della Serenissima. E in realtà i sistemi, quelli che noi oggi chiameremo PNRR, loro l'avevano ben chiaro, avevano fatto i piani che oggi chiameremo di ripresa e resilienza. E cosa facevano? Da una parte mantenevano la sorveglianza, dall'altra facilitavano la cittadinanza.
emettevano delle regole e soprattutto hanno introdotto a partire dal 1474 i brevetti. Cioè se tu vieni qui e porti una tecnologia, noi te la proteggiamo per un certo numero di anni, purché tu venga a vivere a Venezia. E così hanno ripopolato, così hanno in qualche modo attratto tutte le persone che venivano dalle signorie italiane che in qualche modo ogni tanto facevano delle epurazioni di famiglie, lo stesso Dante, no? In qualche modo racconta questa storia, e in realtà per cui arrivavano persone della Toscana, dalla Lombardia e altre cose, avendo però questo dato: se tu mi porti un'innovazione, io ti proteggo il business nei miei commerci, quindi sei agevolato nel venire a vivere da me perché ti do tutta una serie di facilità. E quindi in realtà introducevano in qualche modo il concetto di brevetto già dal 1474, ma soprattutto come ripopolavano la città mantenendo la ricchezza. E questo è diventato un punto che ha permesso in qualche modo di riprendersi dopo ogni grande pestilenza. Passaggio ulteriore, parlavamo di sanità pubblica, abbiamo parlato di malattie infettive, ma se voi guardate i proclami, in realtà questo è un manuale, io insegno sanità pubblica, i capitoli sono pari. Come controlliamo gli alimenti, come facciamo l'igiene urbana, come gestiamo le immondizie, come gestiamo le fognature, come controlliamo l'inquinamento, no? Come controlliamo le professioni sanitarie. Se voi guardate i grandi capitoli delle normative che fecero i magistrati della salute, sono fondamentalmente ancora oggi i grandi capitoli che rappresentano in qualche modo la buona gestione di sanità pubblica non solo in Italia, a livello globale. E l'altra cosa, questo è l'esempio della regolamentazione dei prodotti farmaceutici. Allora c'era la teriaca, che era una specie di pozione in qualche modo con dentro di tutto, tra virgolette, ma è molto interessante. C'era un capitolato per poterla fare, oggi diremmo in qualche modo una ricetta, che dovevi fare dentro, dovevi mantenere, quindi non potevi barare. È come prendere un medicinale, insomma, no? o un polivitaminico, quello che volete. Hai delle quantità molto definite e c'erano dei magistrati e c'erano delle autorità che andavano a verificare che chi lo produceva lo facesse direttamente, mantenendo rigorosamente quelle proporzioni, quel materiale, non ci urlasse nel manico, insomma, o non vendesse delle patacche da questo punto di vista. Quindi era molto importante questa regolamentazione. Se voi guardate l'effetto del G20 italiano fatto in Italia, fatto a Roma nel 21, vedete in realtà, questo è stato quel modello che abbiamo presentato come Italia, e se guardate il modello è esattamente quello: dati, sorveglianza, informazione e implementazione delle misure, garantire la capacità professionisti in grado di fare quello, e poi ricerca e innovazione. Ecco, questo, se volete, è la parte nuova. Noi siamo riusciti in qualche modo per la prima volta nella storia dell'umanità a modellare una pandemia grazie al fatto della diagnostica e dei vaccini che sono stati resi disponibili in pochissimo tempo. Non era mai successo nella storia dell'uomo. Oggi, pur avendo pagato un dazio enorme di vite umane, però siamo riusciti a modellarlo grazie proprio alla capacità di fare questo tipo di risposta. Ho sbagliato. La seconda partita oggi è quello che oggi l'Unione Europea si dota, e come vedete sono fondamentalmente le stesse cose come cooperazione, risposta alla crisi, resilienza attraverso le partnership esterne. Cioè i concetti che già i veneziani avevano declinato oggi sono strutturati, se volete, dentro un impianto organizzativo che si è data l'Unione Europea. E infine chiudo con questo meccanismo, che ritorna un po' dalla saluto che ha fatto l'assessore all'inizio, citando la frase latina che era stata proposta. E quando definiamo la sanità pubblica, che cos'è? È una scienza e un'arte, perché l'arte qualche volta entra quando non sempre abbiamo le conoscenze scientifiche. Noi conosciamo molto, ma non conosciamo tutto. E possiamo trovarci a dover affrontare emergenze, come è successo, dove conosciamo in parte, dopo col tempo acquisiamo le conoscenze, ma non sempre sono presenti. Ma soprattutto, vedete, la realtà è lo sforzo organizzato e le scelte informate. Quindi costruire questo sistema in qualche modo, per fare questo vuol dire avere un'organizzazione, avere la consapevolezza che il rapporto tra la persona e la comunità è strettamente collegato, le due cose non sono scindibili se parliamo delle grandi sfide che riguardano la salute e la sanità delle persone, e in realtà è proprio questo sforzo comune che consenta di affrontarlo. E allora in realtà il bilanciamento tra comportamento e libertà individuale e partecipazione alla vita di una comunità
con diritti ovviamente, doveri e regole che vanno rispettati, diventa estremamente importante per essere efficace. Proprio grazie a questo binomio poi la Serenissima a partire dal 1630 è riuscita ad avere, chiamiamola oggi diremo, questa performance straordinaria di non avere più pandemie o epidemie nel proprio territorio a differenza di altri stati, ma proprio per questa sua capacità di mettere insieme la dimensione individuale, i commerci erano individuali, le famiglie erano business oriented, con la dimensione comunitaria. Quindi non sono due cose che vanno una contro l'altra, ma possono convivere trovando un equilibrio, e in questo equilibrio si può garantire la salute. Io mi fermo qui e ringrazio ancora la nostra professoressa per l'invito.